Un disavanzo di 5 miliardi e 900 milioni di euro, un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni di euro e la fotografia, seppure ancora parziale, dei conti della regione siciliana fatte da una commissione tecnica incaricata dal governo Musumeci per fare un'operazione verità. A fornire i dati in conferenza stampa stamani il presidente della regione Nello Musumeci con l'assessore all'economia, nonché vicepresidente della regione professor Gaetano Armao e il ragioniere generale presente Giovanni Bologna. L'assessore al bilancio ha ricordato che il nuovo governo si è trovato davanti un decreto economico e finanziario e una bozza di finanziaria incompleti e lacunosi che prevedono anche un incremento di spese per il personale. Secondo quanto rileva la commissione tecnica, al 30 novembre 2017 è prevista una riduzione delle entrate di circa 255 milioni di euro, di cui 60, sottolinea Armao, di IRPEF. Il debito di 8 miliardi, ricorda ancora Armao, costa alla Regione 360 milioni di interessi all'anno, mentre i debiti fuori bilancio stimati hanno un valore di 120 milioni di euro. A questo punto interviene il Presidente della Regione Musumeci con una precisazione: non sappiamo quale sia la cifra esatta dei debiti fuori bilancio. Con questo bilancio non possiamo farci illusioni per i prossimi 3 anni. Si tratta di una situazione finanziaria che peserà assai sull'attività del governo, almeno per i prossimi 6 anni. Ma sentiamo il professor Armao. La situazione è molto difficile, molto complicata, d'altronde la gente ha deciso di voltare pagina rispetto al governo del centro-sinistra. Una delle prime iniziative è stata quella di riaprire il negoziato con lo Stato in materia finanziaria. Noi ci troviamo in una difficile situazione anche perché sono stati conclusi accordi con lo Stato mortificanti per la Sicilia. Abbiamo posto la questione che o si apriva un tavolo per rinegoziare questi accordi o noi li avremmo disdettati con tutto quello che ciò comportava. Per fortuna il governo Gentiloni e il sottosegretario Bressa hanno riaperto, sconfessando evidentemente il lavoro fatto da Crocetta e Baccei, hanno riaperto i tavoli di negoziato e questo già apre intanto un apprezzamento al governo nazionale, alla sua serietà e alla sua imparzialità rispetto alle posizioni degli esponenti locali del PD e certamente un punto in avanti per poter cominciare a rinegoziare l'autonomia finanziaria e poi individuare dove stanno i buchi. Purtroppo ce ne sono tanti, li diremo in conferenza stampa, siamo quasi vicini al miliardo di euro, ma certamente dovremmo ripensare quella politica di contingentamento e di depressione che ha fatto il governo Crocetta e invece puntare sugli investimenti. Ecco, ci sarà un futuro, diciamo, per la Regione, insomma questi conti riuscirà a farli quadrare? Ce la faremo, ci vogliono 2 o 3 anni di tempo, l'abbiamo detto col Presidente Musumeci, non si ammacca il pulsante e si cambia tutto, dopo 5 anni di disastro bisogna rimettere in carriera la macchina, lo possiamo fare soltanto con la collaborazione di tutti, dobbiamo dare risposta agli enti locali, alle unità sanitarie locali, alle ASP, dobbiamo dare risposta alle tante associazioni, movimenti, al mondo vitale, al terzo settore che punta a dare risposte al sociale. Ecco, questo è necessario che abbia una risposta da parte della Regione, ce la faremo soltanto incrementando il gettito da parte dello Stato nei confronti della Sicilia e soprattutto innescando un meccanismo di investimento, perché l'investimento crea lavoro, il lavoro crea reddito, il reddito viene tassato e crea gettito fiscale. Soltanto uscendo da questo fosso nel quale siamo finiti possiamo rilanciare la Sicilia. Questo è l'obiettivo, sono certo che ci riusciremo.